Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo le previsioni per questo giorno di domenica 8 marzo 2020. Intanto tanti auguri a tutte le donne, anche se è chiaro che da donna ritengo che il giorno della donna debba essere ogni giorno, come ogni giorno debba essere il giorno dell'uomo, il giorno del padre, il giorno della madre, il giorno dei figli. Ma dal momento che non è così, ricordiamocelo almeno in questo giorno. Dunque, prima di cominciare però l'approfondimento per la giornata di oggi e gli influssi che riceviamo in questo giorno, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questo giorno di domenica vede gli auspici e la protezione del dominatore Sole, in quanto proprio dominatore del giorno della domenica. Il Sole ci dà ottimismo, ci dà energia, ci dà sempre una buona carica e ovviamente poi dipenderà dalle costellazioni e dal tipo di elementi e dalla composizione degli influssi personali che dipenderà insomma come reagiamo agli influssi della giornata, ma di base è un giorno favorevole che può amplificare note d'orgoglio in qualcuno che magari ha già forti valori di fuoco, per esempio, o magari ha valori di Ariete o di Leone. Dunque, in questi casi questa giornata può amplificare questi tratti, magari anche l'incapacità di chiedere aiuto anche se ce ne fosse bisogno. La giornata comunque non è basata solo sull'influsso del Sole, ma anche su una serie di costellazioni che per il giorno 8 marzo sono ben 12. Dunque c'è un gran movimento nel cielo in questo giorno e questo significa anche che sono molti gli aspetti che andrebbero analizzati e le variazioni che potremo percepire nell'arco della giornata. Ma cominciamo dalla stella Capo, vale a dire la prima costellazione la prima costellazione visitata dalla Luna e che ovviamente ci influenza in modo anche determinante, ed è la costellazione Pesci. Dunque ci troviamo l'influsso del Sole e l'influsso di Giove. L'influsso del Sole che porta dietro i valori di Leone in modo ovviamente indiretto e la costellazione Pesci che al contrario porta in modo indiretto i valori di Giove. Dunque abbiamo già due importanti dominatori che però appartengono in base alle costellazioni reggenti a due elementi differenti. La costellazione Leone però, e dunque di nuovo il Sole, è presente anche in seconda posizione, pertanto si potrebbe dire che l'influsso di matrice solare fuoco sia maggiore rispetto all'influsso dell'acqua. Pertanto, nonostante l'acqua porti lentezza, introversione, carattere morale e così via, anche magari in certe occasioni un po' il pensar male, no? Non essere proprio innocenti, ma non innocenti, diciamo ingenui, ecco, non è così, in genere dà sempre quel tocco di malizia nel giudizio, no? In questo caso l'eccesso di fuoco, comunque il maggior peso dell'elemento fuoco può rendere leggermente imprudenti parlando e dunque magari si cercherà di dire la verità ad ogni costo. Dunque oggi attenzione, diamo invece più spazio alla capacità che la costellazione Pesci stimola in noi di tacere le nostre vere riflessioni, i nostri veri pensieri, proprio perché potremmo metterci magari in difficoltà davanti a persone che non è detto che non ci diano comunque qualche problemino se appunto non affrontati in modo diplomatico. La giornata inoltre presenta anche un'altra caratteristica, vale a dire la doppia presenza della costellazione Bilancia e la consecuzione di Cancro Scorpione, dunque la conseguenzialità, scusate, ma la conseguenzialità di Cancro Scorpione che sono a carattere
problematico. Sono entrambe costellazioni di acqua, sono comunque favorevoli rispetto alla stella Capo Pesci, però portano incostanza e litigi, discussioni nell'ambito familiare o della coppia. Ehm, le costellazioni però che seguono, Ariete, Capricorno, Toro e in chiusura Bilancia, parlano comunque di una ripresa, di un grande slancio, anche focoso, no, per certi versi, e ardito, passionale. La costellazione Bilancia però presente due volte può indicare qualche preoccupazione nei confronti della figura paterna, oppure anche qua qualche tribolazione all'interno della coppia, non necessariamente a causa dei due componenti della coppia, ma anche possibilmente per cause esterne, magari i familiari di uno dei due partner. Bene, dunque la giornata comunque non è negativa, a parte queste piccole situazioni che comunque abbiamo avuto modo di preannunciare, il resto della giornata sarà comunque molto favorevole. Vi invito dunque a iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Noi ci troviamo qui con le previsioni di lunedì 9 marzo 2020, domani sempre alla stessa ora su questo canale. Grazie, a presto.